La figura del sindaco è stata una figura rassicurante per questa ragazza e quindi abbiamo semplicemente cominciato un dialogo che ha consentito poi alle forze dell'ordine di intervenire per mettere al sicuro questa persona. È salito all'ultimo piano del palazzo il sindaco, rimanendo dietro la porta insieme a un poliziotto nascosto sotto lo spioncino pronto a intervenire. Barricata in casa nella zona di Sant'Agostino, una donna sui 40 anni gridava e si agitava dal balcone rischiando di far male a se stesso o agli altri. L'allarme poco dopo le 8:30 del mattino, lanciato dalla sorella della donna, la quale l'aveva sentita pochi minuti prima in uno stato di completa paranoia. Sul posto anche il vice sindaco Alessandro Manera, che vedendo per primo la donna fuori dal balcone ha cercato di conversare con lei nel tentativo di calmarla. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Non ho fatto niente di straordinario, straordinari invece sono state le forze dell'ordine, il SUEM, i vigili del fuoco, che come sempre sono estremamente professionali, e vorrei aggiungere anche che hanno una giusta sensibilità per adattarsi a tutte le situazioni, comprese quelle un po' più delicate come quella di oggi. Un'operazione lunga ed estenuante. Mentre il sindaco cercava di conversare e calmare la donna, un poliziotto è salito nell'appartamento entrando dalla finestra con la scala posizionata dai vigili del fuoco e mettendo la quarantenne in sicurezza, temendo infatti un rapido degenerare della situazione. La donna, oltre a rifiutare di far entrare in casa sindaco e agenti, continuava a mostrare atteggiamenti paranoidi, terrorizzata dal fatto di essere vittima di un complotto. Una volta calmatasi, nel primo pomeriggio è stata portata in ospedale per intraprendere un percorso di cure.